Benvenuti in questo secondo video e ora vi parlerò di Manarola, quindi dove, come investire, ma soprattutto chi è il cliente target. Manarola, collegandoci a Rio Maggiore, si raggiunge a piedi attraverso la Via dell'Amore, in auto avete un parcheggio abbastanza comodo in alto, col treno o anche questa con i battelli. La caratteristica fondamentale di Manarola è molto concentrata e piccolina, ha la chiesetta in alto che ha una piazzetta molto bella e panoramica e anche questa ha la marina di Manarola che è molto affascinante e molto bella. Lì c'è una parte anche balneare dove potete farvi dei tuffi d'estate, vedete che c'è un parecchio movimento, non c'è una spiaggia attrezzata, quello ve lo dico, e soprattutto appena sopra la marina c'è il Nessun Dorma che è un locale molto famoso e gettonato dove vi consiglio di prenotare se venite a visitarlo perché c'è molta richiesta e poco posto. La piazzetta centrale, anche questa di Manarola, è molto graziosa. Nella parte in alto, arrivando dalla via Rollandi, c'è un bel vedere, si chiama proprio così, che è molto bello e panoramico, dove potete vedere fino a Monterosso e Puntamesco. È una zona molto gettonata dagli investitori, dove lì abbiamo venduto delle case a cifre veramente importanti. Quindi vi posso dire che come investimento Manarola è un ottimo investimento per la ricettività, i costi sono di alto livello, ma anche la redditività è di alto livello. Un'altra cosa importante, ci sono strutture ricettive di livello, il nostro cliente che ha comprato, che si chiama il The First, la società, il sogno di Manarola, che noi sponsorizziamo sempre, ha fatto delle suite molto belle panoramiche e anche dei nuovi locali, la Regina di Manarola e tutta un'altra serie di ristoranti, il Billy, Alti che trovate lì in zona, dove potrete degustare prodotti tipici delle Cinque Terre. Tornando su a piedi da Manarola vi collegate ai sentieri che vi porteranno su verso Volastra, che è un piccolo borghetto che vi porta poi all'Alto Sentiero nella direzione di Corniglia. Quindi ora per quanto riguarda Manarola vi saluto, seguitemi nel prossimo video dove vi racconto Corniglia.